Qual è il proverbio che vige per questa strada? Il cane di due padroni muore di fame. Perché in questo caso la strada di chi è? La strada è metà di Ponzano e metà di Povegliano. E quindi nessuno dei due si prende la briga di sistemare la stradina. Sta tutta qui la storia di questa strada, ma soprattutto di chi ci vive attorno. Siamo in una laterale della provinciale che dalla Postumia porta sul Montello, nel punto di confine tra il borgo di Sant'Antonio di Ponzano e Sant'Andrea di Povegliano. Via Pascoletto racconta di un antico viottolo per i prati della comunità adibiti a pascolo, diventato nel tempo e con le edificazioni una vera e propria strada. Almeno per la cartografia, perché a guardare le condizioni del sedime stradale, ma soprattutto la totale mancanza di protezioni da uno dei canali di irrigazione della Brentella, di via comunale c'è davvero ben poco. Via dimenticata ma anche pericolosa, visto quello che è successo a Stefania Marin, che qui ci vive fin da bambina. Siccome ci sono le buche, di conseguenza io rimango da questa parte con la macchina per evitare le buche. Scivolata e la macchina è andata a cavallo di questo fosso. Solo grazie alla velocità moderata l'auto non è finita completamente nel canale, ma tra il recupero del mezzo, i danni meccanici e di carrozzeria comunque il conto finale è salato. E quel che è peggio è che rischia di ripetersi ogni volta che c'è visibilità ridotta per un po' di nebbia o d'estate per l'erba alta. Per questo Stefania Marin da tempo ha cercato risposte nei due municipi. Sono andata sia al comune di Ponzano e ho parlato con l'assessore e l'assessore mi ha detto che sta valutando. L'altro comune invece mi ha detto che è colpa di quelli di Ponzano. Così oggi sono uscite le nostre telecamere trovando tra l'altro un marito molto arrabbiato. E soprattutto mettere in sicurezza la strada, perché finché parliamo di macchine si risolve, ma se si fa male qualcuno, specialmente un mio caro, si capisce. E tra gli arrabbiati c'è chi qui ci vive e chi sta costruendo per venirci a vivere. È tutta una buca, poi rischiamo anche di entrare nel fosso, perché? Perché non c'è il guardrail, non c'è niente, quindi, signori,